Per i dettagli relativi all'utilizzo di tipi diversi di controller, consulta la guida di riferimento rapido oppure le istruzioni per la missione. Pronto per il decollo? Porta gradualmente la manetta alla massima potenza del motore. Se non usi un joystick, premi il tasto F4. Decollare è facile. A circa 30 miglia orarie, tira delicatamente la barra verso di te. L'aeromobile si staccherà dalla pista. Tira indietro leggermente la barra. Complimenti, sei in volo. Tira indietro delicatamente la barra e sali un po' per attraversare la prima porta che vedi davanti a te. Ottimo. Adesso sali ancora un po' e attraversa la seconda porta. Ora riduci un po' la manetta e rallenta. La prossima porta si trova un po' più in basso rispetto alla precedente e dopo averla attraversata dovrai atterrare. Ottimo lavoro. Adesso porta la manetta completamente all'indietro e utilizza la barra per regolare il ratio di discesa. Tira delicatamente la barra verso di te e livellati. Prova a fluttuare sulla pista il più a lungo possibile. Adesso frena. Tira il grilletto del joystick oppure premi il tasto punto. Ferma completamente l'aeromobile. Ottimo atterraggio. Per completare la missione premi ESC, oppure decolla di nuovo per fare un altro giro esplorativo.